Cristo il Signore. Non c'è nessuno come Lui. Non c'è nessuno come Lui. Non c'è nessuno come Lui. È il più forte, è il più grande, degno della nostra adorazione, degno della nostra lode, degno di noi stessi. Quindi ti invito questa sera a dare tutto ciò che hai. E tu puoi pensare: io non ho niente, e Lui lo sa che tu non hai niente. Infatti è per questo che ha messo su di te il suo Spirito Santo, per darti vita, per darti forza, affinché questa sera possiamo dire: oh Signore, tu sei il Re della nostra vita. Tu sei il Re della nostra vita, Signore. Tu sei il Re della nostra vita, Signore. Con le mani in cielo. Ti adoriamo. Ti adoriamo. Oh, perfetto e unico Dio, il tuo amore è inspiegabile, il tuo regno è ineguagliabile. Meraviglioso, meraviglioso e coronato siedi su un trono di vittoria, vestito di gloria. Per i secoli dei secoli, il tuo regno si stabilirà. Degno di gloria, degno di onore, degno di... Per i secoli dei secoli dichiariamo: per i secoli dei secoli, il tuo regno si stabilirà. Degno di gloria, degno di onore, degno di ogni adore. Tu sei il Re, tu sei il Re. Cantiamo insieme. Tu sei il Re, 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 oh alleluia, tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re, oh perfetto, perfetto, dichiariamo, oh perfetto, unico Dio. Inspiegabile, il tuo regno meraviglioso, meraviglioso, coronato siedi sul trono di vittoria, vestito di gloria. Per i secoli dei secoli, il tuo regno si stabilirà. Degno di gloria, per i secoli, oh, per i secoli dei secoli, il tuo regno si stabilirà. Degno di gloria, degno di onore, degno di ogni. Tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re. Sei il Re, oh, tu sei il nostro Re, tu sei, oh, tu sei il Re insieme, tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re, tu sei il Re. Ricevi la lode, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome.
adoriamo il tuo nome, ricevi noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, ricevi, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, ricevi, tu sei il re, tu sei il re, tu sei il re, tu sei il re, oh tu sei il re, tu sei il re, tu sei il re, tu sei il re, oh, voglio sentirmi, tu sei il re, tu sei il re, tu sei il re, tu sei il re. Sei il re, yeah. La tua chiesa canta a te, Signore, tu sei il re, 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 tu sei. Gli angeli insieme a noi, gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una. Oh, e gli angeli insieme a noi, gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Più forte, più forte. Gli angeli insieme a noi, gli angeli insieme a noi, oh, è santo, 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 gli angeli, oh, gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, 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 gli angeli, oh, gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, la terra canta, la terra canta, il cielo e tutti gridano che lui, che tu sei santo, oh, la terra. Gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Oh, solo la chiesa, gli angeli, gli angeli. Santo tu sei, santo, gli angeli, con gli angeli. Sola voce, santo, gli angeli, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, santo, gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce, santo. Oh, alleluia. E tu sei santo, 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 santo. Gli angeli, gli angeli, cantiamo ad una. Oh.
insieme a noi, una sola voce di adorazione, una sola voce di adorazione, una sola voce di adorazione, e uno solo in te noi siamo Dio, uno solo in te noi siamo Dio, oh, con gli angeli ti amo, una sola voce. ricevi la lode, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, ricevi la lode, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, noi adoriamo il tuo nome, ricevi La lode, noi adoriamo il tuo nome, con le mani in alto così, arrendiamoci a te, Re dei Re, così la nostra vita a te, il nostro cuore a te, Signore, i nostri pensieri a te, Signore, vogliamo vivere guidati da te, Signore. non sopra un nome sopra un nome sopra un nome sopra ogni nome sopra ogni nome. Gesù, Gesù, voglio dichiarare il nome Gesù sopra ogni cuore e anima, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù e ogni dipendenza spezzerà, ci donerai speranza e libertà, solo Gesù. Cantiamo ancora forte all'inizio di questa canzone. Voglio dichiarare il nome Gesù, voglio dichiarare sopra ogni cuore, perché c'è pace nella sua presenza, solo Gesù. Voglio dichiarare il nome Gesù e ogni dipendenza spezzerà, ci donerai speranza e libertà, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in te, non più fortezze, splendi nel buio,
un fuoco sei. Voglio dichiarare il nome Gesù sopra la paura e l'ansietà. Sono un'anima caduta in depressione, solo Gesù. In te potenza e guarigione, c'è vita in me. Non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. In te potenza, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù sulla mia famiglia. Gesù, Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. Ancora, ancora dichiariamo Gesù sulle vette, Gesù nelle strade, Gesù sui nemici dentro l'oscurità. Sulla mia famiglia dichiaro il santo nome Gesù. In te potenza, c'è guarigione, c'è vita in me. Lui il tuo nome, non più fortezze, splendi nel buio, un fuoco sei. In te potenza, in te c'è vita in te, Gesù, Gesù. Non più fortezze, splendi nel buio, un po'. Gesù sulle vette, Gesù, Gesù sulle vette, Gesù dentro l'oscurità.
Declare o santo nome, Jesus, Jesus sur la terre, Jesus, Jesus nesta dentro l'oscurità. Declare o santo nome, Jesus. Que potência, não più potente, não più forte, splendido. Não há ferros nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença ou culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e é escudo para os que não há que se fechem. Não há doença, não há ou culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura e é escudo para os que nele crêem. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e este rio que emana lá da cruz, no nome de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Tu pode declarar isso? Haverá um milagre dentro de mim pra me dar a vida, e este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. E aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. E é um milagre do Senhor, e canta com isso. Aquilo que parecia, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença
de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é cura e é escudo para os que nele crê. Aleluia, aleluia. Precisamos de um miraculo de Deus com essa terra. Aleluia. Chi qua è un miracolo di Dio può fare un applauso ancora più forte al nome davanti al quale nessuna malattia, nessuna colpa, nessuna tempesta, niente di niente può rimanere in piedi. Il nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nome di colui che è presente in questo luogo e noi siamo venuti qua ad adorarlo. E io credo che Lui stia ricevendo questa sera la nostra adorazione. Amen. Vi chiedo di sedervi alcuni minuti. Oggi è qua con noi il nostro amico, fratello, padre spirituale, Pastore Paolo. Tra un po' sentiremo una parola che io credo Dio abbia preparato per il cuore di molti, se non di tutti coloro che sono qua presenti, e quindi già abbiamo in questi primi minuti di questa serata preparato il nostro cuore a quello che Dio ha da fare in mezzo a noi. Ma prima di passare al ministero della parola voglio lasciarvi qualche avviso su questi prossimi giorni, partendo dalla nostra preghiera che domani, a partire da domani, sarà guidata dal nostro ministero Big Kids. I bambini della Chiesa guideranno la Chiesa in preghiera durante tutta la prossima settimana, già a partire da domani. Domani sarà la mattina alle 10, poi tutta la settimana sarà alle 6 di sera fino a sabato prossimo ancora alle 10. Non mancate, se potete. So che magari qualcuno lavora in questo orario, ma se potete non mancare a questo appuntamento. In questi primi 28 giorni di preghiera Dio ha già fatto cose meravigliose. Un giorno le racconteremo di qualcosa. Abbiamo parlato ieri sera, abbiamo avuto qua un incontro con tutti i leader della Chiesa, abbiamo parlato di qualcosa che Dio sta facendo, ha già cominciato a fare in questi primi 28 giorni di preghiera. E quindi non mancate perché io credo che Dio abbia da fare ancora qualcosa di meraviglioso nei prossimi giorni. Prossimo avviso. Voci nel silenzio, teatro di Pasqua, sabato prossimo, tutti quanti qua in chiesa, non mancate, invitate qualcuno, usiamo questo teatro, come già ho ripetuto in queste settimane, come forma di evangelizzazione per coloro che ancora non conoscono il nome di Gesù. Crediamo in questa forma di arte come un modo per riuscire a portare una parola fresca, una parola diversa, qualcosa di nuovo che possa essere inteso e ben ricevuto anche da coloro che magari oggi hanno il cuore chiuso verso Gesù. E attraverso il teatro crediamo che Dio possa fare qualcosa di meraviglioso, quindi approfittate di questa occasione, invitate persone a venire a celebrare con noi la Pasqua attraverso il culto di sabato prossimo. Prossimo avviso, Vibre! Domenica 12 aprile alle 4 di pomeriggio, tutte le donne qua in chiesa avete il vostro Vibre, la vostra giornata per voi, non mancate, sapete già cosa fare, invitate altre donne a partecipare, riempiamo tutti i tavoli che abbiamo qua in chiesa di donne che potranno ascoltare qualcosa direttamente per i loro cuori. Prossimo avviso, caffè con i pastori, il 19 aprile, quindi la domenica ancora dopo, mamma mia, non abbiamo più pace. Domenica ancora dopo un altro evento qua in chiesa, questo però è dedicato a chi ancora non ha partecipato. Chi ha già partecipato al caffè con i pastori? Molto bene.
Chi non ha alzato la mano ma viene in chiesa da più di 4 mesi, 5 mesi, non venire. Ma chi sta venendo in chiesa da poco tempo, o se conoscete qualcuno che potrebbe essere interessato a conoscere la chiesa, facciamo questo caffè domenica mattina, un tempo per spiegare un po' la visione della chiesa, raccontare un po' la storia della chiesa, conoscerci meglio. Quindi se non hai mai partecipato, sei benvenuto, benvenuta a partecipare a questo evento. Metteremo, perché è necessaria la prenotazione per far sì che sia una mattinata organizzata al meglio per voi. Metteremo il link grazie. A partire da domani, dopodomani metteremo il link sul gruppo WhatsApp della Chiesa. Prossimo avviso? C'è? Non c'è? C'è! Rifugio Be Brave! Se ancora non hai fatto la tua iscrizione, tu donna Be Brave, non perdere tempo, le iscrizioni sono molto limitate, solo 48 posti, di cui la metà quasi è già andata via. Dal 14 al 16 maggio sarete là da sole, in montagna, disperse, senza uomini lì in mezzo a voi, per avere un momento di intimità e profondità con Dio. Quindi non mancate questa bellissima esperienza. Se non avete mai partecipato, chiedete ad altre donne che hanno partecipato quello che si vive lassù. Sono sicura che sarete invogliate a partecipare. Ancora? Finito? Finito gli avvisi? Ok. Ci alziamo in piedi. C'è la cesta di Pasqua? C'è la cesta di Pasqua? Quindi 5 euro al biglietto. Da chi si prendono i biglietti? Dalla Sofia. Fai così, Sofia. Sofia vi venderà i vostri biglietti per partecipare alla lotteria di Pasqua. Luana non può partecipare. No, non fatti dare i soldi. No, non è Rodrigo neanche, visto che Luana ha vinto le ultime 2 lotterie della Chiesa. Ma acquistate questi biglietti per questa lotteria, vincerete. Se vincerete qualcosa di meraviglioso, ma ancora di più lo stiamo facendo per supportare le opere missionarie della Chiesa. Sabato scorso era qua Sonia che ha raccontato un po' quello che sta facendo, che sta vivendo come missionaria. Sapete che è la missionaria che oggi come Chiesa abbiamo inviato. Stiamo cercando in qualche modo, secondo le nostre capacità, di mantenere quest'opera missionaria, e attraverso questa cesta cercheremo di avere qualche aiuto economico in più per questa missione. E in questo momento, proprio per questo, ti invito a prendere la tua offerta, la tua decima, per mantenere questa missione. Se tu vuoi fare le tue offerte, un'offerta per missioni, ci sono là le buste, là dietro alla reception, buste per offerte missionarie. Se invece vuoi portare un'offerta e sentite in cuore portare un'offerta qua per il mantenimento di quest'opera della Chiesa, in questo momento sei benvenuto a portarla. Ci sarà la nostra sorella là dietro, qualcuno con il POS per aiutarti a fare l'offerta in questo modo. E preghiamo perché Dio possa usarsi di tutte queste offerte come una forma di adorazione, ricevendole, quindi versando gloria su di noi, ma anche usarla per far sì che questa Chiesa possa continuare a crescere, a prosperare, e in questo modo anche ogni famiglia qua presente possa ricevere ancora più benedizioni. Preghiamo per questo. Signore Gesù, in questo momento portiamo a Te le nostre decime, le nostre offerte come forma di adorazione a Te, e Ti chiediamo, Signore, che Tu possa riceverle, Signore, come il nostro meglio, come qualcosa che venga veramente dal nostro cuore, venga con gioia per adorare a Te, come forma di fedeltà e di riconoscimento e di ringraziamento a Te. Ma Ti chiediamo anche, Signore, che ogni moneta, ogni centesimo che entrerà oggi nelle casse della Tua Chiesa possa essere usato al meglio per il Tuo regno, per quest'opera, Signore, affinché possa essere un'opera che continui a prosperare, ad avanzare, non per la nostra gloria, non per l'onore degli uomini, ma per la salvezza di molte anime che ancora hanno bisogno di conoscere il Tuo bellissimo nome. Per questo Ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Siamo pronti per ricevere qualcosa da parte di Dio questa sera. Voglio già invitare il Pastore Paolo qua con me. Ho già parlato di lui in queste settimane, presentando questa serata. Qualche settimana fa ho anche lasciato, se vi ricordate, una breve testimonianza di qualcosa che è avvenuto nella sua vita ministeriale. Adesso lascio a lui presentarsi, che sicuramente è meglio da parte nostra, da parte mia, la presentazione, non lo so, migliore che potrei fare, che oggi lui è il mio padre spirituale, il mio mentore spirituale, e l'Apostolo Paolo dice di imitare lui, perché lui è imitatore di Cristo, no? Ci dice: imitate me come io imito Cristo. E io credo che sia veramente necessario per noi uomini qualche volta avere dei riferimenti umani a cui ispirarci, perché è chiaro, il nostro punto di riferimento principale è Gesù, ma certe volte rispecchiarsi in Gesù è qualcosa di veramente difficile. Gesù era perfetto, Gesù era Dio, è quasi impossibile dire: come faccio io a essere imitatore di Gesù se lui è così perfetto? Io ho trovato il mio apostolo Paolo nel pastore Paolo, perché in lui veramente vedo il cuore di Gesù, il carattere di Gesù. Vedo una persona che cammina come noi cristiani dovremmo camminare, e per me è motivo di incredibile gioia che oggi lui possa essere qua insieme a noi per condividere un po' qualcosa che Dio ha messo nel suo cuore. Amen. Io oggi farò la traduzione al pastore Paolo, anche se in realtà potrebbe predicare in italiano, ma faccio la traduzione soltanto che così voi sappiate che io so il portoghese. Quindi chi pensava di parlarmi alle spalle in portoghese non potrà farlo, almeno un pochino lo so. Pastore Paolo. Visto come parla bene italiano, ho imparato bene, vero? Per me è veramente una gioia essere in mezzo a voi questa sera, in questo tempo. Verona, questa chiesa, di essere diventata la mia casa, che mi piace tanto di essere la sera qua. Adesso io finisco con l'italiano. Primeiramente, antes de tudo, vamos pedir a graça do Senhor, amém? Prima di tutto chiediamo la grazia del Signore. Pai, te adoramos nessa noite de todo o coração. Que privilégio de podermos estar nesse lugar. Privilégio de podermos ouvir a Tua palavra. Tu já nos ministraste através da adoração, do louvor. E queremos pedir que, Senhor, dirige esta noite. Tua palavra nunca volta para trás vazia, mas ela vai produzir frutos nas nossas vidas. Te agradecemos por aquilo que já fizeste e aquilo que ainda vais fazer nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguns já conhecem, hoje eu não trouxe a foto da minha família, da igreja. Normalmente eu sempre apresento isso, mas como eu já venho várias vezes aqui. Scusa. Alcuni già conoscono la mia famiglia, spesso porto le foto con me della mia famiglia per presentarla alla Chiesa, ma molti di voi l'hanno già conosciuta l'anno scorso. Scusa, dimenticato a te. Io normalmente sono molto abituato a pregare con traduzione. Io sono così abituato a predicare con la traduzione. Perché na nossa igreja trabalhamos com tradução. Perché nella nostra Chiesa lavoriamo con traduzione. Tradução na frente e o resto das outras línguas em cabines. Abbiamo traduzione sia dal pulpito che anche nelle cabine della Chiesa.
E eu estou muito feliz realmente de estar aqui nessa noite. E io sono realmente molto felice di essere qua questa sera. Eu creio que Deus tem algo especial, mas especial para cada um de nós nessa noite. E io credo che Dio abbia qualcosa di veramente speciale per noi questa sera. O que eu quero aconselhar você nesta noite, E ciò che voglio consigliarti, esteja com os ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus quer falar nessa noite com você. resta con le orecchie aperte per sentire quello che Dio vuole parlare a te. Já preguei muita coisa durante esses anos, Ho già predicato tante cose durante questi anni, mas essa pregação que eu trago nessa noite ma questa predicazione che ho questa sera é algo assim profético do céu, muito forte. è qualcosa di profetico, di molto forte. Eu creio que Deus quer falar com você nessa noite. E io credo che Dio voglia parlare con te questa sera. Deus tem planos com você, Dio ha piani per te, com a tua família, con la tua famiglia, com os teus filhos, per i tuoi figli, com a tua casa. per la tua casa. E hoje creio de todo o coração, E questa sera io credo con tutto il cuore Deus tem um tempo novo para você. che Dio abbia un tempo nuovo per te. Você pode dizer à pessoa que está ao teu lado com toda firmeza, diz para ela assim, ó, Deus tem um tempo novo para você. Puoi dire alla persona vicino a te, Dio ha un tempo nuovo per te. Eu gostaria de começar esse tema com algumas perguntas. Mi piacerebbe cominciare questo tema con alcune domande. Você já confiou em pessoas que te decepcionaram? Tu hai già riposto la tua fiducia in persone che ti hanno deluso? Já investiu tempo e energia em alguém Hai già investito tempo e energie in qualcuno que depois de anos pareceu que tudo foi em vão? e dopo qualche anno è sembrato che tutto fosse invano? Já desistiu de alguém porque você não viu na vida dessa pessoa progresso? Hai già rinunciato a qualcuno perché non hai visto nella vita di questa persona dei progressi? Ou isso talvez aconteceu com você pessoalmente? O magari questo è successo a te personalmente. Desistiram de você Hanno rinunciato a te. porque ninguém mais acredita em você. Nessuno crede più in te. Você se sente um fracassado, fracassada, Tu ti senti un fallito, e que foi abandonado. che sei stato abbandonato. Nós, seres humanos, falhamos repetidamente. Noi esseri umani sbagliamo continuamente E às vezes desistimos, queridos, de nós mesmos. e a volte noi rinunciamo a noi stessi. Às vezes deixamos de acreditar em nós mesmos. A volte noi lasciamo di credere in noi stessi. Mas existe alguém Ma esiste qualcuno que não te deixa no chão. che non ci lascia a terra. Ele sempre nos estende a mão para nos ajudar, para nos levantar. Lui sempre ci stende la mano per aiutarci a rialzarci. Existe alguém que não desiste de nós. Esiste qualcuno che non rinuncia a noi. Esse alguém é Deus. Questo qualcuno è Dio. Quando Jesus estava nesta terra, Quando Gesù era su questa terra, ele escolheu 12 homens, lui ha scelto 12 uomini nos quais investiria em suas vidas algo precioso. nei quali avrebbe investito sulle loro vite con qualcosa di prezioso. Durante esses 3 anos e meio, E durante 3 anni e mezzo eram pessoas a quem Deus iria confiar uma grande missão, erano persone a cui Dio avrebbe affidato una grande missione, a saber, a continuar a obra que Jesus estava fazendo aqui na terra. l'opera che Gesù stava facendo su questa terra. Olhamos como Pedro reagiu a esse chamado de Deus. E noi vediamo come Pietro ha reagito a questa chiamata di Dio. Em Mateus 4, 18 a 20, In Matteo 4, dal 18 al 20, c'è scritto: mentre camminava lungo il mare della Galilea, Gesù vide 2 fratelli, Simone detto Pietro e Andrea, suo fratello, i quali gettavano la rete in mare perché erano pescatori. E disse loro: venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. esse é o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite. Questo è il primo punto di cui voglio parlarvi questa sera. Isso foi o começo. Questo è stato l'inizio. E que começo? E che inizio? É interessante que em todos os 4 evangelhos,
È interessante che in tutti e 4 i Vangeli lemos como Pedro foi chamado. noi leggiamo come Pietro è stato chiamato. Lucas, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, ele dá detalhes sobre esse chamado. Il Vangelo di Luca e di Giovanni danno dei dettagli su questa chiamata, Mas o Evangelho de Mateus mostra algo que é decisivo. ma il Vangelo di Matteo invece mostra qualcosa che è decisivo, Ou seja, o chamado. ossia la chiamata. Segue-me e vos farei pescadores de homens. Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. E a reação a esse chamado foi: E la reazione a questa chiamata è stata: imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Tremendo, não é impressionante isso? Non è impressionante questo? Pedro não hesitou. Pietro non ha esitato. Pedro não se agarrou na sua vida atual que ele estava fazendo. Pietro non si è aggrappato alla sua vita attuale che stava vivendo. Estava disposto a largar tudo, Era disposto a lasciare tutto, a largar sua firma de pesca. a lasciare la sua marca di pesca. Ele não disse: Senhor, eu vou segui-lo, mas não agora. Non ha detto: Signore, io ti seguirò, ma non adesso. Mais tarde, quando tiver mais tempo. Magari più tardi, quando avrò più tempo. Queridos, não foi assim. Non ha detto questo. Ele reagiu imediatamente. Lui ha reagito immediatamente. Ele não duvidou que tinha um potencial na vida dele Non ha dubitato che ci fosse un potenziale nella sua vita para se tornar pescador de homens. per diventare un pescatore di uomini. Ele confiou que Deus lhe daria capacidade para isso. Lui ha creduto che Dio gli avrebbe dato le capacità per fare questo. Tremendo a disposição de Pedro a abandonar tudo, Guardate la disposizione di Pietro nell'abbandonare tutto a fim de seguir o chamado de Jesus. per seguire la chiamata di Gesù. Queridos, e sabem algo? E cari, sapete una cosa? Hoje Deus está buscando também homens e mulheres Oggi, allo stesso modo, Dio sta cercando uomini e donne com esta mesma atitude. con questa stessa attitudine. Homens e mulheres que dizem: Senhor, estou aqui. Uomini e donne che dicano: Signore, sono qui, Pode contar comigo. puoi contare su di me. Essa palavra tem muito, muito, muito poder quando você diz: Senhor, pode contar comigo. Questa parola ha molto potere. Quando tu dici: Signore, puoi contare con me. Eu recordo quando eu disse isso a Deus há uns anos, bem uns anos atrás. Mi ricordo quando ho detto questo a Dio molti anni fa. Muitas coisas aconteceram para mim, me paralisar no meio do caminho. Molte cose sono successe per farmi paralizzare in mezzo a questa strada, Mas Deus, na sua infinita misericórdia, vinha uma e outra vez ma Dio nella sua infinita misericordia è venuta ogni volta recordar o chamado que Ele tinha na minha vida. a ricordarmi la chiamata che Lui mi aveva dato. Pedro imediatamente deixou o mar e os peixes para trás Pietro immediatamente ha lasciato il mare e i pesci dietro di sé para alcançar o objetivo maior que ele tinha na sua per vida: raggiungere un obiettivo più grande che aveva per la sua vita, ganhar pessoas para Jesus. guadagnare anime per Gesù. Queridos, às vezes perdemos aquilo que é essencial na nossa vida, Cari, a volte noi perdiamo qualcosa che è essenziale per la nostra o vita, que finalmente importa na nossa vida. ciò che veramente importa nella nostra vita. Algumas pessoas Alcune persone se enganam a si mesmo. ingannano se stesse. Mais tarde, quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor. Dicono: più tardi, quando andrò in pensione, servirò il Signore. Eu já vi pessoas ao meu lado falar isso. Io ho già visto persone vicino a me dire questo. Mas quando foram à pensão, Ma foram à quando sono pensão, andati in pensione, eles falaram: não, já trabalhei muito na vida. hanno detto: no, ho già lavorato tanto nella mia vita. Quando já trabalhei muito na minha vida e agora eu vou desfrutar na minha vida. Adesso voglio sfruttare di questa vita. Eu creio que Deus está hoje dizendo a cada um de nós: Io credo che Dio oggi sta dicendo a ognuno di noi: segue-me vieni dietro a me e te farei pescador de homens. e ti farò pescatore di uomini. Quando eu cheguei a 60 anos, Quando ho compiuto 60 anni, já faz muitos anos atrás. e già è qualche anno fa, Às vezes quando eu falo isso, tem pessoas que falam assim: pastor, mas quantos anos você tem? a volte quando dico questo le persone prendono paura, mi chiedono: ma pastore, quanti anni hai? Eu falei: Deus, por que você não me usou antes?
Ho detto, Dio, perché non mi hai usato prima? Como essa juventude que está aqui. Come questi giovani che sono qua. Perdi tanto tempo. Perdi tanto Ho tempo. perso tanto tempo. Podia ter me usado quando eu estava jovem, Senhor. Potevi usarmi quando ero più giovane, Signore. Isso já com igreja formada, isso já depois de muitos anos como pastor. E questo è successo quando già avevo una chiesa formata, molti anni come pastore. Mas eu queria ter sido usado já desde a juventude. Ma ho detto, Dio, potevi usarmi quando ero più giovane. E Deus me falou, eu estava orando numa oração e clamando a Deus sobre esse assunto. E stavo pregando a Dio su questo tema. Aí Deus falou, meu filho, E Dio mi ha detto, figlio mio, até agora que você completou 60 anos, fino adesso che hai compiuto 60 anni, você estava na minha escola. tu eri nella mia scuola. Agora vai começar o teu ministério. Adesso inizierà il tuo ministero. E foi assim. Ed è successo questo. A partir dessa data, A partire da questa data, coisas tremendas começaram a acontecer. cose incredibili sono cominciate ad accadere, Tanto na igreja, sia in chiesa, tanto nas ministrações fora, em tantas partes do mundo. sia nelle amministrazioni che ho fatto in tante parti del mondo. Coisas que eu jamais podia pensar na minha vida. Cosa che non avrei mai pensato nella mia vita. E os projetos que Deus tem me dado, E i progetti che Dio mi ha dato, de acompanhar pastores jovens, in cui accompagnavo pastori giovani, sustentá-los. sostenerli. Coisas que eu jamais pensava nisso. Io non avrei mai pensato di fare questo. Projetos grandes que Deus tem me dado, agora que vão continuar, agora estão continuando e vão ainda ser inaugurados próximo ano. Progetti grandi che Dio mi ha dato e che ancora mi sta dando per i prossimi anni. Por uma atitude. Per un'attitudine. Fala, Deus, conta comigo. Dire, Dio, conta su di me. Para Deus não existe idade, queridos. Per Dio non esiste età. Ou você é jovem, seja a idade que você for. Puoi essere giovane o dell'età che vuoi. Deus quer te usar. Dio ti vuole usare. Deus quer te usar onde você está. Dio ti vuole usare dove tu sei. Na tua cidade, Nella tua città. na tua casa, Nella tua casa. na tua família, Nella tua no famiglia. teu âmbito de colegas, de amigos de trabalho, E nel tuo cerchio di colleghi di lavoro. nas tuas escolas. Nelle tue scuole. Você tem um potencial de Deus na tua vida. Hai un potenziale di Dio sulla tua vita. E você foi chamado, E tu sei stato chiamato, como eu, come io, a ser pescadores de homens. a essere pescatore di uomini. Você pode crer nisso? Puoi credere in questo? Deus vai nos falar muito nessa tarde. Deus vai nos falar muito Dio ci nessa parlerà tarde. tanto questa sera. Não é que vai ser tão longo, Non sarà molto lungo, mas vai ser muito direto ao nosso coração. ma sarà molto diretto al nostro cuore. Qual é a sua resposta? Qual è la tua risposta? Eu te escolhi, Io ti ho scelto, te chamei, ti ho chiamato, te salvei ti ho salvato para ser pescadores. per essere pescatore. Mas olhamos agora o que aconteceu na vida de Pedro após 3 anos e meio. Ma vediamo adesso che cosa è successo nella vita di Pietro dopo 3 anni e mezzo. Chegou aí o momento que Jesus foi preso, È arrivato un momento in cui Gesù è stato imprigionato, maltratado, foi morto. morto. Poucas horas antes, Pedro tinha declarado, E poche ore prima Pietro aveva dichiarato em Mateus 26:35, in Matteo 26:35, e Pietro a lui: quando anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. mas naquela noite, Ma in quella sera Pedro foi reconhecido 3 vezes naquele lugar como discípulo de Jesus. In quella sera Pietro è stato riconosciuto per 3 volte in quel luogo come discepolo di Gesù. Na terceira vez ele reagiu de uma maneira tremenda, E la terza volta ha reagito in un modo tremendo, triste. triste. Vamos ler em Mateus 26:74 e 75. In Matteo 26, 74 e 75. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo. In quell'istante il gallo cantò. Pietro si ricordò allora delle parole che Gesù gli aveva detto: prima che il gallo canti tu mi rinnegherai 3 volte. È andato fuori
pianse amaramente. Aqui vemos o fracasso de Pedro. Qua vediamo il fallimento di Pietro. Esse é o segundo ponto que quero falar. E questo è il secondo punto di cui voglio parlare. O fracasso. Il fallimento. Queridos, tenho certeza que todos nós, todos que estamos aqui, sem exceção, Cari, io ho la certezza che tutti quanti noi, senza eccezioni, temos também fracassos na nossa vida. abbiamo già fallito nella nostra vita. Enfrentamos fracassos. Abbiamo già affrontato fallimenti. Assim como Pedro, que depois se afastou e chorou amargamente. Così come Pietro che dopo si è allontanato e ha pianto amaramente. Essa ida embora é uma típica de alguém que fracassou. Questo andare via è tipico di qualcuno che ha fallito. É como uma fuga, é como se esconder. È come una fuga, è come un nascondersi. Está decepcionado, È deluso, frustrado. frustrato. Não sou mais digno de ser usado por Deus. Non sono più degno di essere usato da Dio. Vou voltar à minha vida antiga. Tornerò alla mia vecchia vita. Também essa cena seguinte dá a impressão que Pedro se retirou de alguma forma. E la scena successiva dà l'impressione che Pietro si sia veramente ritirato in qualche modo. Jesus tinha sido crucificado, tinha ressuscitado ao terceiro dia. Gesù era stato crocifisso, è risorto al terzo giorno Alguns discípulos de Jesus estavam à beira do mar de Tiberiades. e alcuni discepoli di Gesù erano in riva al mare di Tiberiade. E aí lemos algo no Evangelho de João, capítulo 21, E 3. leggiamo qualcosa in Giovanni 21:3. Simon Pietro disse loro: vado a pescare. Essi gli dissero: veniamo anche noi con te. Uscirono e salirono sulla barca e quella notte non presero nulla. Não preso nula. É uma cena deprimente. È una scena deprimente. Os discípulos pareciam perdidos. I discepoli sembravano persi. Pedro voltou à sua atividade como pescador. Pietro è ritornato alla sua attività di pesca, Mas o resultado foi simplesmente frustrante. ma il risultato è stato semplicemente frustrante. Talvez isso tenha sido uma confirmação para Pedro do seu fracasso total. E forse questa è stata proprio una conferma del fallimento totale di Pietro. Ele fracassou como pescador de homens Lui aveva fallito come pescatore di e uomini ele fracassou também como pescador comum. e aveva fallito anche come pescatore comune. Mas agora chega Jesus. Ma adesso arriva Gesù. Como Jesus reagiu nessa situação? E come Gesù ha reagito in questa situazione? Será que ele acusou Pedro? Sarà che lui ha accusato Pietro? Pedro, você teve a tua chance. Pietro, tu hai avuto la tua chance, Você se perdeu. ti sei perso, Agora a culpa é sua. la colpa è tua. Não, essa não foi palavras de Jesus. Non sono state queste le parole di As Gesù. palavras de Jesus foram completamente outras. Le parole di Gesù sono state completamente diverse Está em João 21, 5. e sono in Giovanni 21:5. Allora Gesù disse loro: figlioli, avete del pesce? Aqui vemos o coração paterno de Deus. E in questo vediamo il cuore paterno di Dio, Esse coração cheio de misericórdia por nós. questo cuore pieno di misericordia per noi, Que vê a nossa frustração, vê o nosso fracasso. che vede la nostra frustrazione, il nostro fallimento, Que não nos acusa, che non ci accusa, mas quer encontrar-nos no meio da nossa necessidade, no meio da nossa frustração. ma che ci vuole incontrare in mezzo alla nostra necessità e frustrazione. Vemos isso também no versículo seguinte, E vediamo questo anche nel versetto successivo, 21:9. Giovanni 21:9. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messovi su e del pane. É tremendo o que passa aqui agora. È impressionante quello che noi vediamo adesso. Quem acendeu o fogo? Chi ha acceso quel fuoco? Quem assou o peixe? Chi ha cotto il pesce? Quem organizou o pão? Chi ha organizzato il pane? Queridos, foi Jesus. Cari, era stato Gesù. Você sabia que Deus, Ele se preocupa nos últimos detalhes Sapevi che Dio si preoccupa con ogni dettaglio, comigo e com você? con me e con te? Sabia que Ele quer nos ajudar em todas as áreas da nossa vida? Sapevi che Lui ci vuole aiutare in ogni area della nostra vita? Você sabia que precisamos desses momentos Sapevi che noi abbiamo bisogno di questi momenti, de encontrar descanso para a nossa alma? di trovare riposo per la nostra anima, Não só espiritual, non solo spirituale, mas também no físico. ma anche fisico. Jesus falou em Mateus 11:28.
Gesù ha detto in Matteo 11:28, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Eu creio que isso aconteceu naquele momento, naquela fogueira. E io credo che questo è quello che è successo quel giorno in quel falò. Eu creio que Deus deseja nos encontrar Io credo che Dio desidera incontrarci hoje da mesma maneira. oggi nello stesso modo. Talvez você esteja cansado, frustrado, frustrada. Forse tu oggi sei stanco, frustrato, frustrata. Talvez você tenha lutado até agora, Forse tu hai combattuto fino adesso, mas parece que tudo foi em vão. ma sembra che tutto sia stato invano. Você não vê nenhum resultado, nenhum progresso. Non vedi nessun risultato, nessun progresso. Talvez você esteja pensando em desistir, talvez. Forse tu stai pensando a rinunciare. Talvez você está pensando, não vale a pena continuar. Forse stai pensando non vale la pena continuare. Não conheço a tua situação. Io non conosco la tua situazione, Eu não conheço o teu fracasso. io non conosco il tuo fallimento, Mas eu sei que Jesus está aqui no nosso meio. ma io so che Gesù è qua in mezzo a noi. Para aqueles que nos estão ouvindo pela internet nesse momento. Anche per quelli che ci stanno sentendo via internet Você in não questo está aqui, momento, está longe. anche se non è qua e sei lontano, Deus está ao teu lado, Ele vê a tua situação. Dio è al tuo lato e vede la tua situazione, Está perto de você. è vicino a te. Jesus te chama para que você possa ter um descanso com Ele. Gesù ti chiama affinché tu possa avere un momento di riposo con Para que Lui, você possa ter um refrigério na tua alma. affinché tu possa avere freschezza nella tua anima, Para que você receba refrigério nele. perché tu riceva un refrigerio in Lui. Queridos, como já falei, todos nós falhamos. Todos nós. Come vi ho già detto, tutti quanti noi sbagliamo, Mas a pergunta é: ma la domanda è: como reagimos quando caímos, quando erramos, quando falhamos? come reagiamo quando sbagliamo, quando cadiamo? Desistimos? Fugimos? Rinunciamo, fuggiamo Ou levamos todas as nossas falhas a Deus? o portiamo tutti i nostri sbagli a Dio, Onde podemos experimentar perdão, cura, libertação, Dove renovo na nossa vida. dove possiamo sperimentare perdono, cura, liberazione nella nostra vita. Deus está aqui. Dio è qui, Venha a Ele. Venha a Ele. che venga. Hoje é o teu dia. Hoje é a tua noite. Oggi è la tua serata, Hoje é o teu tempo. oggi è il tuo tempo Onde você pode voltar in cui tu puoi tornare e regressar ao teu caminho, ao teu chamado. e tornare al tuo cammino, alla tua A chiamata, visão que Deus te deu. alla visione che Dio ti ha O dato, chamado que Deus tem para a tua alla vida. chiamata che Dio ha per la tua vita. Isso aconteceu na vida de Pedro. Questo è quello che è successo nella vita di Pietro, Mas Jesus não havia desistido de Pedro. ma Gesù non aveva rinunciato a Pietro. E agora vem o terceiro ponto, muito importante. E adesso vediamo il terzo punto che è molto importante. Uma segunda possibilidade, uma segunda chance. Una seconda chance, possibilità. Pedro recebeu uma segunda chance, queridas. Pietro ha ricevuto una seconda possibilità. O exemplo de Pedro nos mostra algo tremendo. L'esempio di Pietro ci mostra qualcosa di molto forte, Que podemos caminhar com Jesus durante anos. che noi possiamo camminare con Gesù per anni. Podemos ter tantas experiências nesse caminho com Deus. Possiamo avere tante esperienze in questo cammino con Dio, E mesmo assim perder a visão de Deus. ma anche così perdere la visione di Dio. E mesmo assim chegar ao ponto de abandonar, voltar para a nossa vida velha. Anche così arrivare al punto di scappare e ritornare alla nostra vecchia vita. Você e eu somos chamados a continuar na obra, naquilo que Deus nos chamou a fazer. Io e te siamo chiamati a continuare nell'opera che Dio ci ha dato da O fare. diabo tenta de todas as maneiras de nos tirar a visão, nos tirar a meta. Il diavolo tenta in tutti i modi di toglierci la visione, toglierci la meta, Com pensamentos negativos, con pensieri negativi, que não somos dignos, che non siamo degni, não somos suficientes espirituais, non siamo abbastanza que spirituali, não somos capazes, che non siamo capaci, que não adianta continuar. che non serve continuare. Mas tudo isso são mentiras que querem nos paralisar, Ma tutte queste sono bugie che ci vogliono que paralizzare, nos querem afastar cada dia mais de che Deus. ci vogliono allontanare ogni giorno più di Dio. Por isso, cuidado, queridos, não cair na mesma armadilha que Pedro caiu. Per
Per questo facciamo attenzione, fratelli, a non cadere nella stessa trappola in cui Pietro è caduto. Eu gosto muito como Jesus conversou com Pedro. E a me piace molto come Gesù ha parlato con Pietro Depois de ter comido. dopo aver mangiato. Lemos isso em João 21, 15 a 17. Giovanni 21 dal 15 al 17. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli disse: pascola i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta: Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose: sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse la terza volta: Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che gli avesse detto la terza volta: mi vuoi bene? E gli rispose: Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse: pascola le mie pecore. O lindo dessa conversa é: La cosa bella di questa conversazione è Jesus não condenou Pedro. Gesù non ha condannato Pietro, Ao contrário, lhe deu uma segunda chance. al contrario, gli ha dato una seconda possibilità. Ele confirmou o seu chamado original, E lui gli ha confermato la sua chiamata originale, quando chamou para ser pescadores de homens. quando l'ha chiamato per essere pescatore di uomini. Essa vez Jesus usou um outro quadro. Questa volta Gesù ha usato un'altra immagine. Ele falou primeiro: apacenta os meus cordeiros. Gli ha detto prima: pascola i miei agnelli. E depois ele falou 2 vezes: apacenta as minhas ovelhas. E dopo per 2 volte gli ha detto: pascola le mie pecore. Eu creio que para Pedro isso foi muito importante. E io credo che questo per Pietro è stato molto importante. Escutar o seu chamado 3 vezes. Ascoltare la sua chiamata per 3 volte. Depois de ter negado Jesus 3 vezes. Dopo aver negato Gesù per 3 volte. Depois de ter falhado 3 vezes. Dopo aver fallito 3 volte. Ele precisou escutar essa confirmação de Jesus por 3 vezes. Lui ha avuto bisogno di sentire questa conferma di Gesù per 3 Eu volte. creio que isso foi um bálsamo no coração de Pedro. Io credo che questo sia stato un balsamo per il cuore di Pietro. Com essas palavras, Jesus mostrou a sua confiança profunda em Pedro. Con queste parole Gesù ha mostrato la sua fiducia profonda in Pietro, Porque ele não falou apacenta ovelhas, perché Gesù non gli ha detto pascola pecore, mas Jesus falou apacenta as minhas ovelhas. ma Gesù gli ha detto pascola le mie pecore. Jesus entregou a Pedro o que era mais precioso para ele. Gesù ha consegnato a Pietro ciò che era più prezioso per lui. Essas ovelhas pelas quais Jesus pagou com a sua própria vida, Queste pecore per le quali Gesù aveva pagato con la sua propria vita, com seu sangue, con il suo sangue, na cruz do Calvário. sulla croce del Calvario. Pagou pela minha vida e pagou pela tua vida. Ha pagato per la mia vita e per la tua vita. A Bíblia diz que não foram com ouro e prata, La Bibbia dice che non è stato né con oro né con argento, mas foi com seu sangue vertido na cruz. ma con il suo sangue versato sulla croce. Pela minha vida e pela tua vida. Per la mia vita e per la tua vita. Isso é tremendo. Questo è forte. Jesus pagou com a sua própria vida. Gesù ha pagato con la sua stessa vita. Assim como Jesus não desistiu de Pedro, E così come Gesù non ha rinunciato a Pietro, Jesus não desiste também de você. Gesù non rinuncia anche di te. Jesus não desiste de você. Gesù non rinuncia a te. Há pessoas aqui, Ci sono persone qui, pessoas que estão nos ouvindo pela internet nesse momento, o persone che ci stanno ascoltando attraverso internet in questo momento, está pensando nesse momento: eu vivi tantos momentos maravilhosos com Deus. che magari sta pensando: io ho vissuto tanti momenti meravigliosi con Dio. Deus me usou de uma forma poderosa. Dio mi ha usato in un modo potente, Hoje eu não sinto mais a presença de Deus. ma oggi non sento più la presenza di Dio. Eu quero dizer para você, Io voglio dirti, Jesus está bem perto de você. Gesù è molto vicino a te. O Espírito Santo vive em você. Lo Spirito Santo vive in te. Deus quer renovar essa chama que se apagou dentro de você. E Dio vuole rinnovare questa fiamma che si è spenta dentro di E te. Ele quer te dar uma segunda chance. Vuole darti una seconda possibilità. Esse é o desejo do coração de Deus. Questo è un desiderio del cuore di Dio. Eu não conheço o teu chamado específico, Io non conosco la tua chiamata specifica, mas sei que Deus te chamou para algo maravilhoso, algo precioso. ma so che Dio ti ha chiamato per qualcosa di meraviglioso, prezioso, Desde a sua juventude,
fin dalla tua Há giovinezza. jovens aqui que já estão sentindo a chamada de Jesus. Ci sono giovani qua che già stanno sentendo la chiamata di Gesù. Deus quer te usar de uma maneira sobrenatural. Dio ti vuole usare in un modo sovrannaturale. Deus conta com você. Dio conta su di te. A sua confiança em você não mudou. La sua fiducia in te non è cambiata. Não fuja do teu chamado. Non fuggire dalla tua chiamata. Não te esconde atrás de desculpas. Non nasconderti dietro a scuse. Não fique preso no fracasso. Non restare imprigionato dal Chega a Deus fallimento. com todo o teu ser, Arriva a Dio con tutto il tuo com essere, todo o teu con coração. tutto il tuo cuore. Deixa que Ele ministre a tua vida. Lascia che Lui ministri la tua vita. Deixa Ele encher a tua vida com seu poder. Lascia che Lui riempia la tua vita con il suo O potere. desejo de Deus é que você saia desse lugar hoje. Il desiderio di Dio è che tu esca da questo luogo questa Saia sera. daquela porta hoje Che tu esca da questa porta com uma visão de Deus, con una visione di Dio, com o chamado concreto que Deus tem com a tua vida. con la chiamata grande che Lui ha per la tua vita. Querido, eu creio, Deus está trazendo um avivamento para a Itália, mas muito grande. Cari, io credo che Dio stia portando un risveglio in Italia molto grande. Tenho acompanhado igrejas em Nápoles Io sto accompagnando chiese a Napoli que estavam escondidas, che erano nascoste, lugares pequenos. piccoli posti. Agora temos os cultos lá, 2 cultos de 500, 600 pessoas. Oggi fanno due culti di 200, 300, 500 persone. Pessoas que estão orando, Persone che stanno pregando. pessoas que estão recebendo, estão se fortificando no chamado que Deus fez. Persone che stanno ricevendo e si stanno fortificando nella chiamata che Dio Pessoas gli ha que dato. estão crendo que o impossível é possível para Deus. Persone che stanno credendo che l'impossibile è possibile per Dio. Pessoas que estavam num lugar pequeno, que cabia 100 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas. Chiese che erano in un luogo piccolo che tenevano al massimo 50, 100 persone. Agora está em lugar que quase 600, 700 pessoas. Oggi sono in luoghi di 600, 700 Fazendo persone. 2 cultos. Facendo 2 culti. E já abriram mais igrejas. E già aprendo altre chiese. Está vindo um avivamento para a Itália. Sta arrivando un risveglio in Italia. Está chegando um avivamento também em Verona. Sta arrivando un risveglio anche a Verona. Você faz parte do avivamento que Deus está E trazendo. tu fai parte del risveglio che Dio sta portando. O diabo vai tentar de toda maneira paralisar o potencial que Deus colocou na tua vida. E il diavolo cercherà in tutti i modi di paralizzare il potenziale che Dio ha messo nella tua vita. Eu estou falando isso de todo o coração. Io ti parlo con tutto il cuore. Hoje nós vamos orar Oggi noi pregheremo por capanone para mínimo 500 pessoas. per un capannone per minimo 500 persone. Eu conto com as tuas orações. E io conto con le tue preghiere. Nós vamos orar juntos hoje. Noi pregheremo insieme A oggi. Bíblia diz que tudo que ligar aqui na terra é ligado no céu. La Bibbia dice che tutto ciò che noi leghiamo in terra è legato in cielo. Quando nós começamos a igreja, saímos do templo principal, fomos para outra cidade. Quando noi cominciamo la chiesa e uscimmo dal tempio principale per andare in un'altra città, Entramos num capanone que tem lugares para 1.100 pessoas. siamo entrati in un capannone che aveva posto per 1100 persone. Todo mundo dizia, mas para que isso tão grande? E tutti quanti dicevano, perché un posto così grande? Eu fui para lá, quando nós chegamos lá, era um grupinho de 25, 30 pessoas. Quando siamo arrivati là eravamo un gruppo di 25-30 persone. Então eu dividia toda a sala em cordas, com cordas. E allora io dividevo tutto il tempio della chiesa con delle E corde punha um porteiro lá. e mettevo un operaio O là. porteiro que estava na porta, eu falava, traga as pessoas que sentam. Eles dividiam, passavam por todos os corredores e ficavam sentados aqui na frente. Dicevo all'operaio che era sulla porta di prendere le persone che arrivavano e fargli fare una strada perché si sedessero tutte qua davanti. E esse capanone tinha várias salas. E questo capannone aveva tante sale. E as pessoas falavam, mas por que não vamos para uma sala pequenininha? E le persone dicevano, perché non facciamo il culto in una sala piccola? Falei, não, não, Io dicevo, no, no, vamos ficar aqui. saremo qui, Porque Deus nos colocou aqui. perché Dio ci ha messo qui. E Deus tem muitas milhares de pessoas para salvar nesse lugar. E Dio ha molte migliaia di persone da salvare in questo luogo. Deus vê aquilo que os nossos olhos físicos não vê. Dio vede quello che i nostri occhi fisici non vedono. Mas Deus quer abrir os nossos olhos espirituais Ma Dio vuole aprire i nostri occhi spirituali para poder ver aquilo que nós não estamos vendo. per poter vedere ciò che noi non possiamo vedere. Já faz 3 dias que eu estou vendo um capanone para essa igreja. E sono già alcuni giorni che io sto vedendo un capannone per questa Essa noite eu chiesa. acordei com um capanone. Acordei com um capanone. Questa mattina mi sono svegliato con un capannone Pus-me logo a orar. e sono andato subito a pregare. Eu já vejo esse capanone. Io già vedo questo capannone. Ontem oramos com os líderes.
Ieri abbiamo pregato con i Hoje leader vamos orar com a igreja. e oggi preghiamo insieme a tutta la O diabo Chiesa. quer que a gente não que se limitamos às coisas pequenas. E il diavolo vuole che noi ci limitiamo a cose piccole. Mas eu quero dizer hoje para todo o império das trevas, Ma io voglio dire questa sera, nós temos um Deus grande. noi abbiamo un Dio Nós grande, temos um Deus que faz milagres. abbiamo un Dio che fa Nós temos um miracoli, Deus que ouve as nossas orações. abbiamo un Dio che ascolta Nós le temos nostre um Deus que preghiere, tem um chamado para cada um de nós, abbiamo un Dio che ha una chiamata per tutti que noi, rompe todas as barreiras. che rompe ogni barriera E Ele me ama e ama você, e Lui ama ognuno di noi. assim como perdeu uma segunda chance. Così come Pietro ha avuto una seconda chance, Você tem também uma segunda chance. anche tu hai una seconda chance. Quantos aqui querem fazer parte desse avivamento para Verona? Quanti qua vogliono fare Deixa-me ver parte as di questo mãos. risveglio per Verona? Deus quer te usar aqui nessa cidade. Dio ti vuole usare in questa Deus città. não te colocou aqui por acaso. Dio non ti ha messo qua a caso. Você não está aqui só para ganhar dinheiro. Non sei qua solo per guadagnare soldi. Você está aqui para ganhar almas para Tu Jesus. sei qua per guadagnare anime per Gesù. Deus quer te fazer de você pescadores de E homens. Dio vuole fare di te pescatore di uomini. Onde você sai nas compras, no shopping, Dovunque qualquer lugar. tu vai a fare shopping, a fare la spesa. Eu tenho um shopping pertinho da minha casa. Io ho un shopping vicino a casa mia. Todo mundo sabe meu nome. Tutte le persone di quel centro commerciale sanno il Quando mio eu nome. passo, minha mulher fala, mas como todo mundo te conhece? Quando io vado, mia moglie dice: com'è possibile che tutti ti Pastor Paulo, conoscono? Pastor Paulo, Pastor Paulo. Pastor Paolo, Pastor Paolo. Vem orar aqui dentro, Vieni a pregare qua dentro, nas lojas. nei negozi. Porque eu não quero me esconder. Perché io non mi voglio nascondere. Eu quero que as pessoas saibam. Io voglio che le persone sappiano Eu sou um filho de Deus. che sono figlio di Dio, Creio no poder de che Deus. credo nel potere Sou di Dio, ungido de che Deus. sono unto da Tenho Dio, um chamado de Deus. che ho una chiamata Tenho di uma Dio, meta para Deus. che ho un obiettivo per Dio. E você? E te? O diabo quer apagar a chama na tua vida. Il diavolo vuole spegnere la fiamma che c'è nella tua vita, Mas Deus quer incendiar uma chama nova dentro de você. ma Dio vuole incendiare una fiamma nuova in Para te, quando você entra no teu trabalho, affinché quando tu entrerai nel tuo lavoro, as pessoas olham para você. le persone ti guardino Vão falar, essa pessoa eu conheço ela. e dicono: questa persona non la conosco, Eu conheço io la ela. conosco, Mas tem algo diferente na vida ma dela. c'è qualcosa di E diverso vão nella sua perguntar, vita. o que tem na tua vida? E allora ti O que chiederanno: aconteceu com você? che cos'è successo? Aí você pode falar, E tu potrai dire: Jesus Gesù mudou a minha história. ha cambiato la mia E storia quer mudar a tua história. e vuole cambiare la tua storia. Esse é o que Deus quer fazer aqui com você nessa cidade em Verona. Questo è quello che Dio vuole fare qui con te in questa città. Se você crê, Se tu credi, dá uma salva de palma grande ao fai un Senhor. applauso grande a Dio. Deus tem o melhor. Dio ha il migliore. Eu estou falando com todo o meu coração para vocês. Io vi parlo con tutto il mio cuore, Porque eu sei, perché so, precisa às vezes de uma, duas pessoas a volte c'è bisogno di una, due persone que falam, Deus conta comigo. che dicono: Dio conta su di me. E Deus começa a usar essas pessoas. E Dio comincia ad usare queste persone. Deus usou a Filipe para uma cidade chamada Samaria. Dio ha usato Filippo in una città chiamata Samaria. Ele foi para lá. Lui è andato là. Quando chegou lá, Quando è arrivato, ele sabia do poder que estava na vida dele. sapeva della potenza che c'era sulla sua vita. Começou a orar. Ha cominciato a pregare. Enfermos, E infermi, pessoas libertas, persone curate, milagres, prodígios e maravilhas. miracoli, prodigi, meraviglie. Diz que toda a cidade, Dice che tutta la città havia uma alegria, aveva una gioia porque tinha chegado a presença de Deus perché era arrivata la presenza di Dio por uma pessoa. per una persona. Você pode dizer nessa tarde, Deus conta comigo? Tu puoi dire questa sera: Dio conta su di me. Se você vai falar essas palavras depois, fala com toda a convicção e você pode ter certeza que Deus vai te usar. Se dopo tu dirai queste parole, dille con tutta la convinzione, puoi avere certezza che Dio ti userà. Deus conta comigo. Dio conta su di me. Deixa que Ele te ministre. Lascia che Lui ministri la tua vita Ele não te esquece. e non ti dimenticare. Ele não desiste de você. Lui non rinuncia a te. Ele nunca
vai desistir de você. e mai rinuncerà a te. Você pode crer nisso? Credi in questo? Quero falar nesse momento agora a 2 grupos de pessoas. Io voglio parlare in questo momento a 2 gruppi di persone. Primeiro grupo, Il primo gruppo, pessoas que nunca quiseram saber nada de Deus. persone che non hanno mai voluto sapere niente di Dio. Talvez você é uma pessoa que não quis saber de Deus. Forse tu sei una persona che non ha mai voluto sapere niente di Dio. Talvez você que está nos ouvindo nesse momento. Forse tu che ci stai ascoltando in questo momento. Mas Deus está batendo na porta do teu coração. Ma Dio sta battendo alla porta del tuo cuore. Se você abrir o teu coração a Ele, Se tu apri il tuo cuore a Lui, Ele vai entrar na tua vida, Lui entrerà nella tua vita, mudar a tua vida, cambierà la tua vita, mudar a tua história, cambierà la tua storia, dar uma nova identidade para você. ti darà una nuova identità. Você não vai ser mais criatura de Deus. Tu Não será mais criatura de Deus. Você vai ser filho de non Deus. sarai più solo una creatura di Dio, sarai figlio di Dio. A Bíblia diz: La Bibbia dice Jesus veio para os seus che Gesù è venuto per i suoi, e os seus não o receberam. ma i suoi non l'hanno ricevuto. Mas todos aqueles que o receberam, Ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto deu-lhes o poder ha dato il potere de serem chamados filhos. di essere chiamati figli, Filhos de Deus. figli di Dio. Se você já entregou a tua vida a Jesus, Se tu hai già consegnato la tua vita a Gesù, você é um filho de Deus, tu sei un figlio di Dio, não qualquer coisa. non è qualsiasi cosa. Filho de Deus, Figlio di Dio, comprado e resgatado pelo sangue de Jesus. comprato e riscattato dal sangue di Gesù. Glória ao nome do Senhor. Uau! Agora que está começando. Deus está falando a cada um de nós nessa tarde. Dio sta parlando a tutti noi questa sera. Quero que saiba que Jesus foi na cruz, deu tudo por você. Su quella croce col suo sangue ha dato tutto a te. E tem um segundo grupo. E que eu c'è un quero falar. secondo gruppo, Para as pessoas que já aceitaram Jesus, estão seguindo Jesus, persone che già hanno accettato Gesù, stanno seguendo mas que no Gesù, seu caminho fracassaram. ma che durante il loro cammino hanno fallito. Outras prioridades tomaram o lugar de Deus na tua vida. Altre priorità hanno preso il posto di Dio nella tua vita. Antigamente você lia, você comia a palavra de Deus. Anticamente tu leggevi, mangiavi la parola di Dio. Hoje você já não lê a palavra de Deus. Oggi tu già non leggi la parola di Dio. Vem num culto ouvir a palavra, Vieni in chiesa a sentire la parola, mas a palavra de Deus já não faz parte da tua vida diária. ma la Bibbia, la parola di Dio non fa più parte della tua vita quotidiana. Você se sente fraco, fracassado, Tu ti senti stanco e fallito. perdeu a meta com Deus, Hai perso l'obiettivo con Dio, mas hoje é tua noite. ma oggi è la tua sera. Tem uma segunda chance para você. C'è una seconda possibilità Assim per te. como teve com Pedro, Così come con Pietro, tem uma segunda chance para você. c'è una seconda possibilità Deus per quer te. incendiar uma chama nova no teu ser. Dio vuole incendiare una fiamma nuova in te. Uma visão, abrir os teus olhos espirituais. Una visione, un aprire dei tuoi occhi spirituali. Queria pedir os músicos que pudessem vir para frente. Chiedo al gruppo di lode se può salire. Quero falar uma história muito conhecida da Bíblia. Voglio parlarvi di una storia molto conosciuta della Bibbia. Em Lucas, no capítulo 15, fala de 2 filhos. In Luca, nel capitolo 15, c'è scritto di 2 figli. O mais novo chegou, pai, me dá toda a minha herança, toda a minha parte. Il più nuovo è arrivato e ha detto a suo papà: dammi tutta la mia eredità. Pegou a sua parte, Ha preso la sua eredità, foi para um lugar longe, è andato in un luogo lontano consumiu tudo que tinha. e ha consumato tutto quello che aveva. Chegou um tempo que já não tinha mais nada. È arrivato un tempo in cui non aveva già più niente Houve uma grande fome naquela região. e c'è stata una grande carestia in quella regione Ele começou a ter necessidade. e lui ha cominciato ad avere Ele necessità trabalhava num lugar cuidando de porcos. e lavorava in un luogo prendendo cura di maiali E ele tinha tanto desejo de comer e lui aveva così tanta fame que ele começou a comer comida dos porcos. che lui ha cominciato a mangiare il cibo dei maiali, Caindo em si, ele disse, caindo em si, ma nele ritornato mesmo, in sé lui disse: na casa do meu pai os empregados têm comida e eu aqui morrendo de fome. nella casa di mio padre anche i servi hanno da mangiare e io sto morendo di fame. Vou voltar para casa. Tornerò a casa Vou dizer a meu pai, pai, pequei contra ti, pequei contra o céu.
E dirò a mio padre: Padre, ho peccato contro di te, ho peccato contro il cielo. Não sou digno de ser chamado teu filho. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trate-me também assim como um dos teus empregados. Trattami come uno dei tuoi servi. Levantou e foi. E si è alzato e è andato. Estando ele ainda a caminho, E finché stava ancora arrivando alla casa, o pai o viu de longe, il padre lo ha visto da lontano, abriu os braços, ha aperto le braccia, correu em direção dele, ha corso in direzione al figlio, abraçou e o beijou. lo ha abbracciato, lo ha baciato. Uma segunda chance. Una seconda possibilità. E ele queria falar: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. E lui voleva dire: Padre, ho peccato contro il cielo, contro di te. O pai depressa parou, E, não deixou mais ele falar. e il padre velocemente gli ha chiuso la bocca Falou: tragam a melhor roupa, e ha detto ai suoi servi: portate il vestito più bello, tragam um anel para colocar nos seus dedos, portate un anello da mettergli al dito, traga sapato para colocar nos seus pés, portategli dei sandali da mettergli ai piedi, mate um novilho, mate uccidete il novilho vitello, gordo, isso. il vitello grasso, Matam e vamos fazer uma grande festa, facciamo una grande festa, porque o meu filho que estava morto reviveu, perché il mio figlio che era morto è tornato in vita, que estava perdido foi achado. che era perduto è stato ritrovato. Assim Deus faz conosco. Così Dio fa con noi. Deus tem o melhor para você. Dio ha il meglio per te. Deus está falando a cada um de nós. Dio sta parlando a ognuno di noi. Nós vamos ouvir uma música agora, vamos louvar ao Senhor. Adesso loderemo il Signore. Vamos levantar do nosso lugar, aqueles que podem. Possiamo alzarci. Faça dessa canção uma oração. E fai di questa lode una preghiera. Depois vamos ver ainda que Deus tem algo ainda para nós nessa noite. Mas vamos cantar com todo o coração esse louvor ao Senhor. Cantiamo con tutto il nostro cuore al Signore. Sogni perché grande Dio mi accorgassi. Ero perso e mi salvo il suo amore, che lui libero sarà. Sono figlio suo, se è così nella casa sua, per me posto c'è, sono figlio suo, se è così. Libertà ora ho perché mi riscatto. Vivevo in schiavitù, ma Gesù se per me morì, che Lui libero sarà. Sono figlio suo, sia così. Nella casa sua Declare com todo o teu coração. sono figlio suo, sia così. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sono scelto, credo a quello che
sostiene, credo a quello che Dio dice di me, ciò che Dio dice di me, ciò che Dio dice di me, che Lui libera. Nella casa sua per me posso c'è, sono figlio suo, se così sono scelto, sono scelto. Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, ciò che Dio dice di me, ciò che Dio dice di me. Che Lui libera, sono figlio suo, sia così, nella casa sua, per me posto c'è, sono figlio suo, sia Queria pedir agora, no momento, no lugar onde você está, fecha os teus olhos. Dal luogo in cui sei, chiudi i tuoi occhi. Para você não ter que olhar para frente, nem para mim, nem para os músicos. Deixa que Deus ministre a tua vida nesse momento. Non guardare verso di me, non guardare i musicisti, chiudi i tuoi occhi. Deixa que Deus ministre a tua vida. Fala com você nesse momento. Lascia che Dio ministri alla tua vita, parli con te in questo momento. Talvez tem pessoas aqui Probabilmente ci sono persone qua que nunca entregaram sua vida a Jesus. che non hanno mai consegnato la propria vita a Gesù. E hoje Jesus falou ao teu coração. A palavra de Deus, Deus falou ao teu coração. E oggi Gesù ha parlato al tuo cuore. E você sente a necessidade de entregar a tua vida a di Jesus. consegnare la tua vita a Gesù. O Espírito Santo falou ao teu coração. Lo Spirito Santo ha parlato al tuo cuore. E você não quer sair desse lugar E tu non vuoi uscire da questo luogo sem estar completamente ciente da presenza di Deus na tua vida. senza essere completamente cosciente della presenza di Dio nella tua vita. Se você é uma dessas pessoas que está aqui enquanto todos estão os olhos fechados, Tutte le persone qua hanno gli occhi chiusi. do lugar onde você está, Dal luogo in cui sei, dá um sinal ao Senhor Jesus. dai un segno al Signore Gesù. Fala, Jesus, eu sou essa pessoa. Di Gesù, io sono questa persona. Eu quero que tu mudas a minha vida, a minha história. Io voglio consegnarti la mia vita, la mia storia. Quero começar uma vida contigo, Jesus. Voglio cominciare una vita con te, Eu Gesù. quero entregar a minha vida a ti. Voglio consegnare la mia vita a te. Se você é uma das pessoas que está aqui, no lugar onde você está, levanta a tua mão. Se tu sei questa persona, Eu quero orar por você. in cui sei, alza la tua mano. Você não precisa sair do teu lugar, pode ficar no mesmo lugar onde você Non está. serve che tu esci dal tuo luogo, puoi stare dove sei, soltanto alza la tua mano. Levanta a tua mão bem alto que eu quero ver, eu quero orar por você. Alza la tua mano in alto perché voglio pregare Deus per te. abençoe. Dio ti benedica. Deus abençoe. Dio ti benedica. Pode abaixar a mão. Puoi abbassare la mano. Isso.
Nós vamos orar por você, do lugar onde você está. Você não tem que vir aqui para frente. In questo momento noi pregheremo per te dal luogo in cui sei, non serve che vieni qua davanti. Eu quero que você faça uma oração do profundo do teu coração. Io vorrei che tu facessi una preghiera dal profondo del tuo cuore. Eu quero pedir a toda a igreja que apoie essa oração, E vorrei che tutta la Chiesa appoggiasse questa preghiera, para que esses irmãos agora possam ser fortificado junto com você nessa oração. affinché questi fratelli adesso siano fortificati insieme a te in questa preghiera. Eu quero guiar numa pequena oração. Voglio fare una breve preghiera Queria pedir à igreja que apoie junto também nessa e oração. vorrei che la Chiesa ripeta insieme a me questa preghiera. Diga: Senhor Jesus, Di così: Signore Gesù, esta noite questa sera eu entrego minha vida a Ti, Senhor. io consegno la mia vita a te. Obrigado que Tu foste na cruz por mim. Grazie perché sei salito sulla croce al posto mio. Perdoa os meus pecados. Perdoni i miei peccati. Entra na minha vida. Entra nella mia vita. Muda a minha história. Cambia la mia storia. Obrigado, Jesus. Grazie Gesù, Porque a partir desse momento perché a partire da questo momento andarei contigo. andrò con te. Ensina-me, Insegnami, guia-me guidami e transforma a minha vida. e trasforma la mia vita. Obrigado, Jesus, Grazie Gesù, porque nesta noite perché questa sera eu posso declarar io posso dichiarare com a minha boca con la mia bocca que eu sou filho de Deus. che io sono un figlio, una figlia di Dio. Obrigado, Jesus, Grazie Gesù pela minha salvação. per la mia salvezza. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Amém. Amen. E amém. Amen. E amém. Glória ao nome do Senhor. Gloria al Signore. Declara com todo o teu coração. Aleluia, te adoramos, Rei. Receba o louvor, receba a adoração. É para ti, Jesus. É para ti, Jesus. Receba o louvor, receba a adoração dos teus filhos e filhas nesse lugar. Sim, Deus. Mi sostiene, credo a quello. Sim, Deus. Sim, Senhor. Sim, Deus. Sono scelto, credo a quello. Diga, 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 diga. Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me. Sim, Senhor. Sono scelto, credo a Sim, Deus. Sim, Senhor. Dio dice di me, mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me, ciò che Dio dice di me, ciò che Dio Aleluia. dice di me. Uau. Oh, glória, glória, glória. Chi lui libera, libero sarà. Sono figlio tuo, è così. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria nesse momento
Você no lugar onde você está. sempre dal luogo in cui sei. Talvez você faz parte daquele segundo grupo que eu falei. Forse tu fai parte di questo secondo gruppo di cui ho parlato. Aquela chama que havia em você, que ardia em você, E por quella Deus, fiamma che c'era in te, che agiva in te, ela se esfriou. si è raffreddata. Hoje Deus quer renovar essa chama em você. Oggi Dio vuole rinnovare questa fiamma in te. Diga para Deus no lugar onde você está: Dì a Dio dal luogo in cui sei: renova o teu fogo em mim, Senhor. rinnova il tuo fuoco in me, Signore. Diga a Ele: eu te necessito, Deus. Di questo io ho necessità di te. Espírito Santo, eu te necessito. Spirito Santo, necessità di te. Renova o teu fogo em mim. Rinnova il tuo fuoco in me. Renova a tua chama Rinnova la tua fiamma na minha vida, Senhor. nella mia vita, Signore. Ajuda-me Aiutami a colocar prioridades. a mettere priorità. Conta comigo, Senhor. Conta su di me, Signore. Conta comigo. Conta su di me. Eu quero ser. Io voglio essere. Eu quero ser Io voglio essere um pescador de homens. il pescatore di uomini. Conta comigo. Conta su di me. Eu quero fazer parte Io voglio fare parte do avivamento del risveglio dos últimos tempos. degli ultimi tempi. Conta comigo, Senhor. Conta su di me, Signore. Conta comigo. Conta su di me. Se você pode, levanta as tuas mãos. Se tu puoi, alza le tue mani Diga: aqui estão as minhas mãos. e di così: qui ci sono le mie mani. Aqui estão as minhas mãos. Qua ci sono le mie mani. Usa as minhas mãos Usa le mie mani para que eu possa orar por pessoas, affinché io possa orare per persone, para que eu possa orar por enfermos. affinché possa pregare per infermi. Usa as minhas mãos. Usa le mie mani. Tira todo o temor. Togli ogni paura. Tira todas as impossibilidades Togli ogni impossibilità e me dá a tua coragem, Senhor, e dammi il tuo coraggio, de Signore, estender as mãos di stendere le mie mani sobre pessoas necessitadas ao meu lado. su persone necessitate vicino a me. Estenda a tua mão também, Senhor, Stendi anche tu le tue mani, Signore, para fazer sinais, prodígios, maravilhas per fare segni, prodigi e meraviglie na minha escola, nella mia scuola, no meu trabalho, nel mio lavoro, na minha família, nella mia famiglia, nos meus amigos, nei miei amici, nos meus parentes. nei miei parenti. Usa Usami, as minhas mãos, usa le mie mani, usa o meu ser, usa il mio essere, usa os meus lábios usa le mie labbra como um canal come un canale de poder di potenza para a tua honra per il tuo onore e para a tua e glória. per la tua gloria. Em nome de Jesus. In nome di Gesù. Amém. 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 E Amém. amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria terminar algo, mas Deus me move no meu coração algo. Prima di terminare, Dio sta muovendo il mio cuore. Tem alguma pessoa que C'è está, qualche persona que está enferma nesta noite, aqui no culto, ou tem alguém enfermo na tua casa? C'è qualche persona che è inferma questa sera qua nel culto, qualcuno che è infermo a casa tua. Levanta a tua mão, deixa eu ver. Alza la tua mano. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vorrei che tu potessi venire qua davanti, che E se voglio você pregare tem per alguém te. da tua família enferma, você pode representar esta pessoa que está enferma. E se qualcuno Aonde della ela tua sta? famiglia, puoi venire qua davanti per rappresentare questa persona. Para Deus não há impossíveis. Per Dio niente è impossibile. Tenho visto nesses últimos anos coisas acontecerem que eu jamais pensava em ver. Io ho visto qualcosa in questi ultimi anni che non avrei mai pensato di vedere. Eu não posso curar você, Io
io non ti posso curare, eu não posso curar a tua família, io non posso curare la tua famiglia, mas eu conheço alguém que tem todo o poder, ma conosco qualcuno che ha ogni e o potere. seu nome é Jesus. Il suo nome è Gesù. Jesus diz: Gesù ha detto: onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei aí no meio deles. dove ci sono 2 o 3 riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Você que talvez que tem pessoas que está vindo por pessoas que está em casa. Talvez você seja uma pessoa que está vindo por uma pessoa enferma na tua família, na tua casa. Forse tu sei venuto qua davanti per rappresentare qualcuno che è infermo nella tua casa. Quando você estiver aqui à frente, quando você está aqui, você Quando tu fala, sarai qua davanti, você vai falar: tu dirai: aqui está esta pessoa, se é a tua família, o nome dela. qua c'è questa persona, pronuncerai il suo nome. Pessoas que estão aqui, talvez seja alguma enfermidade que você tenha no seu corpo, seja em qualquer parte do seu corpo, por favor, coloca a tua mão no lugar da enfermidade, se é nos olhos, na cabeça, nas costas, nas pernas, Per te che sei qua davanti, in questo pulmão, momento, coração, metti ouvidos, la tua mano nella parte del olhos, corpo qualquer coisa, coloca che è as mãos inferma. no lugar da tua enfermidade. Queria pedir que toda a igreja pudesse também orar nesse momento. E vorrei che tutta la Chiesa potesse pregare in questo momento. A palavra de Deus diz: tudo aquilo que ligarmos aqui na terra é ligado no céu. La parola di Dio dice che tutto quello che leghiamo sulla terra è legato in cielo. Eu creio que Deus pode fazer milagres aqui nesse momento, hoje, nesta hora. Io credo che Dio possa fare miracoli qua in questo momento. Para Deus não há impossíveis. Per Dio non c'è niente di impossibile. Vamos orar todos juntos. Preghiamo tutti insieme. Pai, em nome de Jesus, Padre, nel nome di Gesù, oramos nessa noite. preghiamo questa sera. Te declaramos: Tu és o Senhor dos senhores, Dichiariamo a te che sei Signore dei Signori, Rei dos reis, Re dei Re, Alfa, Ômega, princípio e o fim. Alfa, Omega, principio. Tudo e está fine. debaixo da tua autoridade, Senhor. Tutto è sotto la tua autorità, A Signore. tua palavra La tua diz: parola dice: Eu sou o Senhor que te cura. io sono il Signore che ti cura. A tua palavra La diz: tua parola dice é Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. che tu perdoni tutti i nostri peccati e curi le nostre infermità. Pai, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, Dice che Gesù percorreva tutte le città e villaggi, curando os enfermos. curando infermi. E hoje tu estás aqui E oggi tu sei qui em Verona, Senhor, in Verona, curando os enfermos. curando infermi. Tenha misericórdia, Senhor. Abbi misericordia, Estenda a tua mão de poder. Stendi la tua mano di Toque nessa potere. enfermidade agora. Tocca l'infermità adesso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Viemos contra a dor, qualquer dor, viemos contra essa dor em nome de Jesus. Cura questo dolore nel Dores nome nos di Gesù. ossos, dores nas Ogni costas, Ogni osso, enfermidade nos olhos. infermità negli occhi. Em o nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Em o nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Enfermidade na cabeça, Infermità nella testa, pulmão, coração, nel cuore, nei polmoni, artrites, artroses, artriti, artroses. artrosi. Em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Em o nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Fora desse corpo em nome de Jesus. Escono da questi Que corpi toda nel enfermidade nome di Gesù. perde força agora em nome de Che Jesus. ogni infermità perda forza nel nome Que di Gesù. seque pela raiz em nome de Jesus. Che esca dalle radici nel nome di Gesù. Assim como aquela figueira secou, é que essa enfermidade se seque agora em nome de Jesus. Così come quel fico che seccò, anche questa infermità si secchino. Ordenamos nel nome agora di que Gesù. saia desse corpo em nome de Jesus. Ordiniamo che escano da questi corpi nel nome di Gesù. Essas dores que estão atormentando esses corpos, que se vai em nome de Jesus. Questi dolori che stanno tormentando questi corpi se ne vadano nel nome di Gesù. Em o nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Enfermidades nos ouvidos, em nome de Infermità Jesus. negli orecchi, No coração, no pulmão, nel cuore, nei polmoni. em nome de Nel Jesus. nome di Gesù. Pai, Tu és o Senhor dos senhores. Padre, tu sei il Signore Não dei há outro Signori. Deus como Tu, Senhor. Non c'è nessun altro Dio come te. Obrigado pelo Signore. Teu poder curador. Grazie per il tuo potere che Obrigado cura. pela Tua presença que está passeando aqui Grazie no per nosso la tua meio. presenza che sta passeggiando nel nostro mezzo. Jesus, quebrando toda a enfermidade, Gesù, vieni rompendo ogni infermità, destruindo
todas as obras de enfermidades. distruggendo ogni opera dell'infermità. Em o nome de Nel Jesus, nome di Gesù declaramos que Tu és o Rei, dichiariamo che sei il Re, Tu és o médico dos médicos, sei il medico dei o medici, Senhor dos il senhores. Signore dei signori. Obrigado, Jesus. Grazie Gesù, Obrigado, Jesus. grazie Gesù, Obrigado, Jesus. grazie Gesù, Obrigado por aquilo que Tu está fazendo agora. grazie per quello che stai facendo Em o adesso. nome de Nel Jesus. nome di Gesù, Seja curado e curado em nome de sii Jesus. curato nel nome di Gesù, Em o nome de nel Jesus. nome di Gesù. Amém. Amen, Amém. amen, E amém. amen. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E eu credo. Io credo Com tudo e cuore, com tudo e coração. con tutto il cuore Deus curou nessa noite. che Dio ha curato questa sera. Se você tem algo no teu corpo que não podia fazer, prova nesse momento. Se c'è qualcosa di cui potresti fare prove in questo momento, Eu creio que Deus foi instantâneo tocando no nosso corpo nesse momento. io credo che Dio stia toccando i nostri corpi. Eu creio em nome de Jesus. Io credo nel nome di Gesù. Se há algo que você não podia fazer, cheque no seu corpo, mova o teu Se c'è corpo. qualcosa che prima prove non algo. potevi fare, prova a muovere il tuo corpo, vedere se adesso riesci. Deus é o mesmo, gente. Dio è lo stesso. Jesus não perdeu a sua força e o seu poder. Gesù non ha perso la sua forza, la sua potenza. Ele é o ontem, hoje e eternamente, é o mesmo. Ieri, oggi e sempre è lo stesso. Queria pedir se alguém que sentiu algo nesse momento, falou: Deus me tocou, sinto que Deus curou algo, passou algo no meu corpo. Vorrei chiedere se c'è qualcuno che ha sentito qualcosa in questo momento, che sente che Dio lo ha toccato nel suo corpo. Se você sentiu algo que Deus tocou no seu corpo nesse Se tu hai momento, sentito che Dio ha toccato nel tuo corpo, levanta a tua mão, eu quero puoi ver. alzare la tua mano. Deus abençoe, Deus abençoe. Olha, são várias pessoas. Vamos fazer assim: Facciamo così. a honra e toda a glória, Deus não divide glórias com homens. A Dio non- honra da tua cura, a honra da tua cura L'onore della tua cura é a Deus. va a Dio, A Ele toda a honra. a Lui tutto l'onore. Eu queria pedir para a próxima semana, vocês vão ver durante essa semana. Io voglio chiederti, provate a vedere Na durante próxima questa semana settimana vocês vão dar o testemunho aqui na igreja. e la prossima settimana darete testimonianza di quello che Dio ha fatto. Sabe para quê? Sai perché? Porque edifica a igreja. Perché questo edifica la Há Chiesa. pessoas que vão sentir no caminho que foram curadas. Ci sono persone che tornando a casa sentiranno di essere state Você vai sentir que guarite. foi curado. Tu sentirai che sei stato guarito E dá testemunho para a honra e glória do Senhor. e darai testimonianza per onore e gloria del O Signore. diabo tenta paralisar as bênçãos de Deus, Il diavolo cerca di paralizzare le benedizioni di Dio, mas ele não vai fazer na tua vida, ma lui non riuscirà a farlo con porque te. você vai dar testemunho para engrandecer o nome do Senhor. Perché tu darai testimonianza per ingrandire il nome del A Ele Signore. toda a honra, A Lui tutto a Ele l'onore, toda a glória, a Lui tutta la a Ele gloria, todo o louvor. a Lui tutta la lode. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Fai un applauso al Signore. Fica vocês aqui como esteja. Fica assim onde está mesmo. Resta qua dove A sei igreja como está. e la Chiesa dov'è. Vamos fazer uma coisa, uma declaração. Facciamo in questo momento una dichiarazione. Já que estamos todos em pé, Visto che siamo tutti in piedi, vamos orar por capanone. preghiamo per un capannone. Amém? Amen. Quantos creem que Deus pode dar capanone para 500 pessoas? Quanti credono che Dio può dare un capannone per 500 persone? Capanone com 5, 6, 7 salas. Un capannone con 5, 6, 7 sale. Gente, nós estamos cheios de crianças aqui que não tem salas. Noi siamo pieni di bambini qua e non ci sono sale. Deus está vendo isso. Dio sta vedendo questo. Mas Deus quer que nós pedimos com todo o coração a certeza, algo declarado que nós cremos. Ma Dio vuole che noi chiediamo con tutto il nostro cuore, avendo certezza. Nós vamos orar juntos. Noi pregheremo insieme. Você vai falar com os teus lábios. Tu aprirai la tua bocca. Eu vou falar, eu vou orar. Io pregherò. Mas você também vai falar. Ma anche tu parlerai. Senhor, abre
abre portas. Signore, apri porte. Portas que tu abre e ninguém fecha, Le Senhor. porte che tu apri, nessuno le chiude, Signore. Pai, em nome de Jesus, Padre, nel nome di Gesù, declaramos nessa noite dichiariamo questa sera por capannone aqui em Verona. per un capannone qua a Verona. Capannone para 500 pessoas. Un capannone per 500 Queremos te persone. pedir 7 salas, Senhor. Vogliamo chiederti 7 sale, Em Signore. o nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Senhor, queremos ser testemunhos dos teus benefícios. Signore, vogliamo essere testimoni dei tuoi benefici. Para ti tudo é possível, Senhor. Per te tutto è possibile, Signore. Capannone para 500 Un pessoas. capannone per 500 persone. Pessoas que vão adorar o teu nome. Persone che adoreranno il tuo nome. Famílias que vão engrandecer o teu nome, Senhor. Famiglie che ingrandiranno il tuo nome. Queremos fazer parte do avivamento. Vogliamo fare parte di questo risveglio. Usa essa igreja, Senhor. Usa questa chiesa, Usa Signore. esses canais. Usa questi canali. Usa como poder de Deus nesse Usali lugar. come tuoi poteri in questo luogo. Queremos te agradecer porque tu vai abrir portas, Ti Senhor. vogliamo ringraziare perché tu aprirai porte, Aonde Signore. as famílias podem ser recebidas. Dove famiglie potranno essere Aonde ricevute. as crianças terão as suas salas, Dove Senhor. bambini avranno le loro sale, Signore. Aonde o povo, 500 pessoas possam entrar e louvar livremente a Popolo ti, di Senhor. 500 persone potrà entrare e lodare a te Tudo é liberamente. possível Tutto è possibile aquele que crê. a coloro che E nós credono. cremos como igreja. E noi crediamo E come nós Chiesa. cremos nesse momento. E noi crediamo in questo momento. Paralisamos todas as impossibilidades Paralizziamo ogni impossibilità e declaramos: e dichiariamo: tudo é possível. tutto è possibile. A ti, Senhor. A te, Signore. A ti toda a honra, A te tutto toda a l'onore, glória, la gloria, todo louvor tutta la lode por esse capannone. per questo capannone. Em nome de Jesus. Nel nome di Gesù. Amém. Amen. Amém e amém. Amen. Glória ao nome do Senhor. Bem forte. Deus está ouvindo o teu clamor. Dio sta sentendo questo clamore. Fica aqui onde você está, no lugar que você está. Guarda dove tu sei. Eu vamos fazer uma coisa aqui. Facciamo una cosa qua. Só 3 vezes que Deus mandou fazer isso. Sono 3 volte che Dio mi ha mandato a fare questo. Uma vez foi em Nápoles Una volta è stata a Napoli e essa igreja fez essa declaração. e questa chiesa ha fatto questa E, dichiarazione. e está crescendo de uma forma poderosa. E sta crescendo in un modo molto potente. Eles declararam: Nápoles é para Jesus. Loro dichiararono: Napoli è per Gesù. Nós vamos declarar bem forte. E noi adesso dichiareremo forte. E outra vez foi no Brasil. Un'altra volta l'ho fatto in Brasile. E a terceira vez está sendo aqui em Verona E la hoje. terza volta sarà qua oggi in Eu Verona. queria chamar a menina da filmagem e do vídeo que viesse aqui atrás. Pode vir aqui atrás, a menina que faz a filmagem ou que faz o vídeo. Por quê? Porque nós vamos declarar, e essa declaração vocês vão receber depois. Noi dichiareremo adesso e dopo noi riceveremo Essa questa declaração tem que ser um marco dessa igreja. Questa dichiarazione sarà un marchio Aquilo di que os questa nossos chiesa. lábios declara, Con le nostre labbra dichiareremo. há poder nos nossos lábios, C'è potenza nelle há nostre poder bocche. nas nossas palavras. C'è potenza nelle nostre parole. E nós vamos declarar 3 vezes. E noi dichiareremo 3 volte. Será Verona, ainda não, mas será Verona para Jesus. Dichiareremo Ok? Verona per 3 Gesù. vezes com todo o Per teu 3 coração. volte con tutto il nostro fiato. Levanta, fica em pé. Vamos declarar forte. Alzati in piedi, dichiareremo molto forte questo. Eles vão fazer um vídeo aqui. E faranno un video di Esse questo. vídeo vai ser dado a todos vocês, E questo video poi ci sarà dato para vocês lembrar da declaração que fizeram aqui. per ricordarci della dichiarazione che abbiamo fatto qua. O inferno não quer que a igreja declare, L'inferno non vuole che la Chiesa dichiari, mas a igreja de Cristo aprende ma la Chiesa di Cristo que apprende há poder nas nossas che palavras. c'è potere nelle nostre parole. Verona é para Verona Cristo. è per Cristo. É um avivamento chegando nas ruas em Verona, È un ravvimento che arriva a Verona, chegando nos centros comerciais. arrivando nei centri commerciali. Estão prontos? Eu sei que o Espírito Santo já animou o teu coração. Sei pronto? Vou contar até 3 Conterò fino a 3 e depois vamos declarar 3 vezes. e poi dichiareremo Verona per 3 volte para Jesus. Verona per Gesù. Bem alto. 1, 2, 3.
Verona para Jesus! Verona para Jesus! Verona para Jesus! Aleluia! Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar. Te adoramos, Rei! Batizar. A ti toda a honra, todo o louvor, toda a glória! Tem lenha pra queimar. Toda a glória a ti, Senhor! E pode incendiar. Oh! E vem, Sempre louvor. vem, a nossa geração. E pode incendiar. E vem a nossa. E pode incendiar. E vem nos batizar. Me a nossa geração. A nossa geração. E pode incendiar. E vem a nossa geração. E pode incendiar. E vem nos batizar. Geração. E pode incendiar. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar. E vem a nossa geração. Fate
te namorar, bruciando, bruciando, fuoco nei tuoi occhi, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, fuoco nei tuoi occhi, fatti innamorare, bruciare. Bruciamo tutti gli altari, bruciamo tutti gli altari. Chi vuoi fare una figlia? Io ho ancora fame, io ho ancora fame, vieni a io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni io ho ancora fame, io ancora della legna, vieni a bruciare. Noi che siamo? Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi che sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Che ruggisca il leone e la terra trema davanti alla maestà di Gesù. Che ruggisca il leone, alla maestà di
Jesus, quero descarregar. Quero descarregar. Amen. Gloria, gloria a Dio per questa serata, per tutto quello che ci ha fatto vivere questa sera, la sua presenza. Credo che molti oggi usciranno da questo luogo guariti. Credo che molti usciranno da questo luogo con una fiamma riaccesa e pronti a dire: Dio conta su di me. Credo che molti saranno disposti a essere in prima linea in questo risveglio che Dio ha da fare a partire da questa città, in questa nazione, in tutto il mondo. Perché Verona è per Gesù. Amen. Facciamo un applauso al Signore, glorifichiamo il suo nome ancora una volta per tutto ciò che Lui è e per tutto ciò che Lui fa. Amen. Prima di terminare dobbiamo festeggiare i compleanni di questa settimana. Pietra, dov'è Pietra? E dai bambini, chiamate i bambini allora. Qualcun altro che ha compiuto gli anni nell'ultima settimana? Da sabato scorso a oggi, da domenica a oggi? Compleanni, nessuno compleanno? Compleanni? Stendiamo le nostre mani allora verso Pietra per benedire questo suo nuovo anno. Signore Gesù, in questo momento mettiamo davanti a te la vita di Pietra, Signore, questo 15° anno che tu hai messo davanti a lei. Ti chiediamo, Signore, che tu possa riempirlo con la tua gioia, con la tua allegria, Signore, che possa riempirlo di pace, di salute, ma quello che più di tutto ti chiediamo è che la tua presenza sia davanti a ogni suo passo, ogni giorno di questo nuovo anno. E per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora che questa stessa benedizione possa riempire la settimana di tutti quanti noi, che la gioia, l'allegria del nostro Signore possa riempire i nostri giorni, la sua pace, la sua salute possa essere presente in tutte le nostre case. Chiediamo che l'amore di Dio sia con tutti noi. Chiediamo che la grazia di Gesù Cristo sia sulle nostre vite e che la comunione dello Spirito sia con tutti noi. E in quanti siamo, noi siamo uno!